Adesso mi sono spostata a Tomba dei Giganti, Saena e Tomes. Questo parcheggio. Mi ha detto la ragazza che essendo su un terreno privato di richiudere il cancello. Bellissima indicazione. Freccia. Le tombe dei giganti sono tombe collettive con rituale di inumazione a deposizione primaria e quando ben conservati i resti ossei si ritrovano lungo tutto il corridoio. Non è ancora ben chiaro se le tombe fossero utilizzate indistintamente per gli abitanti del villaggio o solo per una parte privilegiata di essi. C'è un po' da camminare, fortuna ci stanno sempre le frecce. La tomba complessivamente è lunga 16 metri e larga 7 e la stele centinata pesa circa 7 tonnellate. Manifestazione della religiosità nuragica. L'esedra infatti è lo spazio rituale per eccellenza destinato ai riti collettivi per celebrare il culto degli antenati. Che bella, questa era tutta l'esedra a forma di corna taurine, le stele, questa è la porta degli inferi e quindi venivano infilati i morti e dietro ci deve essere tutto il corridoio dove wow, che bello! Wow, conservato benissimo, spettacolo! Solitamente venivano sollevate queste pietre per deporre i cadaveri. Bella, molto bella e ben conservata, bellissima. Adesso rientro al van, penso che oggi mi fermerò qui in questo parcheggio perché oggi pomeriggio dà diluvio e quindi per oggi basta, quindi ci vediamo prossimamente, non so ancora dove andrò scappando dalla pioggia. A presto.